Presentata oggi ad Agrigento Federformazione, la Federazione Italiana degli Enti di Formazione. Il tema dell'incontro è quello di dare una nuova voce per una nuova formazione. Le principali finalità di Federformazione è quella di far parlare gli operatori del settore della formazione professionale in Italia, al fine di tutelare e sostenere le attività e valorizzarne il ruolo sociale ed economico all'interno delle comunità. Presente all'incontro il presidente nazionale di Federformazione, Diego Castagno, tra i relatori Settimio Cantone, presidente della cooperativa Sport e Vita di Agrigento. Federformazione arriva in Sicilia per cambiare un po' il modo di far formazione. Non è un'associazione di rappresentanza politica né un sindacato, cerchiamo semplicemente di riallineare gli standard della formazione secondo quello che è il manifesto della sostenibilità ai bisogni della nostra terra, ai bisogni della nostra Sicilia. Per cui abbiamo iniziato oggi questa scommessa. Federformazione arriva in Sicilia proprio per ideare una nuova fase di progettazione e una nuova fase di considerazione degli enti di formazione, non più come delle agenzie pronte soltanto alla ricerca di finanziamenti della regione siciliana, ma a allargare questa sfera di azione, di competenza, questa sfera di ricerca di nuove sinergie per fare in modo che interrompiamo quell'emorragia di giovani che scappa via dalla Sicilia, creando alla nostra terra, lasciando alla nostra terra un modello di sviluppo che non ci soddisfa per niente. Quindi oggi inizia una scommessa con questa nuova associazione Federformazione e speriamo davvero che tutti gli enti che vogliono scommettere insieme a noi ci sorreggano in questa nuova attività. Noi proponiamo e abbiamo presentato il nostro manifesto per la sostenibilità, scritto, pensato e rivolto agli enti di formazione, in modo che le persone che fanno formazione incomincino a ragionare su che cosa fanno, perché lo fanno e qual è l'effetto del loro lavoro e del loro operato. È uscito da qui un messaggio di svuotamento di una città come Agrigento, ma un po' della povertà del sud, di questo divario che giorno dopo giorno si va tracciando tra il nord e il sud. Ecco, in questo caso la formazione è importante. Voi cos'è che proponete? Allora, noi proponiamo un grande patto, una grande alleanza con l'amministrazione locale, essendo noi disponibili a essere l'ultimo miglio per garantire efficienza di un sistema che in qualche modo deve essere l'asset per lo sviluppo e deve essere uno dei motori per arrivare ad avere un'economia della conoscenza piena. Il settore della formazione in questo caso che treno può dare all'economia, al ritorno di tanti siciliani, di tanti giovani che purtroppo sono dovuti emigrare? È ancora un'emorragia che continua? Allora, diceva Mandela che istruzione e formazione sono le armi più importanti che abbiamo a disposizione per cambiare il mondo. Senza esagerare, io credo che oggi istruzione e formazione in una economia della conoscenza siano degli strumenti fondamentali per avere un accesso al lavoro dignitoso, per avere la possibilità di riposizionarsi sul mercato del lavoro, per avere la possibilità di inventarsi delle nuove attività. Io credo che un Paese che investe in formazione, che investe in istruzione, stia investendo per il futuro del sistema. Per quanto riguarda i giovani, io uso una metafora. Parlando di sport, diciamo così, c'erano le Universiadi a Napoli, lo sport che secondo me rappresenta meglio il mercato del lavoro in futuro è il sistema delle competenze e la pallanuoto. Io devo imparare a stare a galla, devo avere delle competenze e poi devo far esprimere il mio talento giocando. Io devo dare ai ragazzi le competenze per stare a galla, devo dare ai ragazzi le opportunità per far emergere il loro talento.